Nel vicino Friuli Venezia Giulia i contagi da coronavirus sono saliti poco fa a 29, 6 in più rispetto a ieri, mentre proseguono le operazioni di sanamento dei consigli regionali. I contagi in Italia, saliti ad oltre 4.600, aumentano su tutto il territorio nazionale con un nuovo appello, questa volta del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a seguire le indicazioni delle autorità sanitarie evitando inutili allarmismi. Primo caso positivo in Vaticano, nave in quarantena a Napoli, bloccate in Thailandia, nave da crociera con 173 italiani a bordo. Uno studio condotto dall'Università di Padova potrebbe finalmente fornire nuovi elementi utili per combattere il virus. Vediamo il servizio. L'assessore alla salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, ha condiviso anche quest'oggi i dati relativi alla diffusione del coronavirus in regione. Saliti a 28 i contagi accertati, 5 in più rispetto a ieri, 2 a Trieste e 3 nel comune friulano di Remanzacco, dove oltre al consigliere comunale di ieri sono risultati positivi la sindaca, un altro consigliere e un concittadino. Tutta la giunta era già stata posta in isolamento domiciliare. Un'altra giunta che a seguito della positività al coronavirus di un suo consigliere non tornerà a lavorare in aula fino al 22 marzo è quella regionale. Proprio oggi è stata avviata la sanificazione degli ambienti e degli uffici del Palazzo della Regione. Intanto la casa di cura ITIS di Trieste ha dato lo stop alle visite dei parenti ai 400 pazienti ospitati per il timore di positività di un'operatrice. Anche nel resto del paese continua a salire il numero dei contagi e il governo è allo studio di nuove misure che frenino la diffusione del virus e che siano di sostegno alle molte imprese che stanno subendo gravi conseguenze da questa emergenza sanitaria. Intanto è stato previsto un ampliamento dei congedi parentali per permettere ai genitori di seguire i figli che almeno fino al 15 marzo non ritorneranno a scuola, mentre già in molti istituti le lezioni si svolgono in videoconferenza. Nella lotta contro il coronavirus è da segnalare lo studio che i ricercatori dell'Università di Padova stanno effettuando a Vo Euganeo, il piccolo comune focolaio dell'epidemia in Veneto, dove tutta la cittadinanza, su base volontaria, verrà sottoposta ad un secondo tampone, raccogliendo così dati inediti in merito all'evoluzione nel tempo del virus Covid-19. Capire come si comportano, in quanto tempo realmente si negativizzano, quanti degli asintomatici possono essere dei positivi nascosti. È una cosa che non sappiamo, non sa nessuno al mondo e questa enclave casuale dà veramente una risposta sociale al mondo. Mentre nel porto di Napoli 125 membri dell'equipaggio della nave Majestic sono stati bloccati a bordo in quarantena per il sospetto di essere entrati in contatto con alcuni passeggeri, poi risultati positivi al coronavirus una volta sbarcati, prosegue verso la Malesia il viaggio della nave Costa Fortuna, che ha visto negato il permesso di attracco al porto thailandese di Phuket per la presenza a bordo di 173 italiani. Per la compagnia non ci sarebbero casi sospetti. Il Consiglio straordinario dei ministri della salute europei sull'emergenza Covid-19 si è concluso con un appello alla solidarietà tra i 27 Paesi membri, quasi tutti ormai toccati dall'epidemia scoppiata a dicembre in Cina. La commissaria UE alla salute Stella Kyriakides, assieme a quello per l'emergenza e lo sloveno Janez Lenarčič, ha annunciato l'aumento dei fondi per la ricerca. Di fronte al rifiuto di alcuni paesi, tra cui Germania e Francia, di mettere in comune mascherine ed altri strumenti protettivi per il personale ospedaliero, l'esecutivo europeo ha indetto un appalto comunitario per il rifornimento. Da Bruxelles è stato ribadito l'invito ai cittadini di evitare viaggi nelle aree più colpite dall'epidemia, che nel mondo ha ormai contagiato oltre 100.000 persone. Il lungo elenco di paesi toccati dal coronavirus si arricchisce oggi con Serbia e Slovacchia. Fuori dall'Europa, primi casi confermati oggi in Perù, a Togo e in Camerun. Se l'Italia detiene il peggior bilancio delle vittime fuori dalla Cina, l'Iran segue a ruota con i suoi 124 morti. Nella Repubblica Islamica però si sono registrati 1.000 nuovi contagi in un giorno che portano il numero degli infetti ad oltre 4.700, un bilancio secondo solo a quello della Corea del Sud dove i contagi sono 6.600 e i morti 44. Negli Stati Uniti, dove si conta la 12ª vittima, il presidente Donald Trump ha firmato il pacchetto d'emergenza sanitaria da 8,3 miliardi di dollari. Ieri il capo della Casa Bianca aveva criticato l'Organizzazione Mondiale della Sanità, giudicando falso, perché troppo allarmistico, il dato del 3,4% di mortalità del coronavirus reso noto dall'OMS. Secondo alcuni analisti, Trump teme che l'impatto economico dell'epidemia gli possa costare la rielezione a novembre.
Da Washington giunge anche un attacco alla Cina. Il segretario di Stato Pompeo accusa Pechino di non aver fornito informazioni adeguate sul coronavirus, ostacolando il lavoro di prevenzione nel resto del mondo. Nel paese asiatico il numero delle vittime è stato aggiornato a 3.042, quello dei contagi ad oltre 80.500.